ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con l'omicidio di un giovane originario di Messina, Cristian Zoda, di 23 anni, morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre in una cittadina tedesca a sud di Stoccarda. Il giovane, ferito verso mezzogiorno, era stato portato in ospedale, dove nel pomeriggio è morto. Dopo aver effettuato le indagini, la polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni che conosceva la vittima e con la pistola con cui avrebbe sparato a Zoda. Il delitto sarebbe collegato alla sparizione di un'altra italiana, Sandra Quarta, di 20 anni, il cui cadavere è stato ritrovato nel giardino del 52enne che ha sparato a Zoda. Siamo disperati, non pensavamo potesse mai accadere una cosa del genere. Mia figlia era una ragazza solare, gentile e molto generosa. Questo è quanto riferisce all'ANSA Anna Niosi, madre di Francesca Di Dio, 20 anni, la ragazza originaria di Montagna Reale in provincia di Messina, trovata morta con il fidanzato Nino Calobrò, di 25 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, ma residente a Milazzo, nella casa di lui in una contea della Gran Bretagna. Un giovane è stato già fermato dalla polizia, che ancora però non parla di omicidio, anche se tutti gli elementi inducono a ritenere che la giovane coppia sia stata assassinata. Dopo Catania, Messina ed Enna, le verifiche del NAS hanno visto protagoniste le province di Palermo, Agrigento e Trapani. Ispezionati 32 laboratori artigianali ed aziende del settore alimentare ed in particolare dolciario, in cui sono state riscontrate irregolarità in 17 strutture. Nel mirino anche i titolari di 2 negozi di Palermo che sono stati segnalati e a cui sono stati sequestrati oltre 2.000 articoli di fabbricazione cinese. Nell'ambito delle comunità di alloggio per anziani sono state ispezionate 15 strutture ricettive, 3 delle quali sono state sanzionate e i titolari segnalati. E in chiusura una buona notizia per i catanesi, con un reddito compreso tra i 6.401 e i 12.000 euro, che avranno la possibilità di riduzione o azzeramento totale delle tariffe della Tari 2022. E quanto deciso ieri in sede di Consiglio Comunale all'unanimità dai 19 consiglieri. L'agevolazione sarà concessa previa verifica dei requisiti reddituali sulla base delle istanze che perverranno al Comune entro i termini e con le modalità stabilite. È tutto per questa edizione. Il TG Flash vi aspetta con nuovi aggiornamenti nel pomeriggio alle ore 16. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.